I numeri ci dicono che siamo entrati in una fase critica del nostro sistema economico anche in questa regione. Tutto il comparto dell'automotive sta soffrendo in tutta Europa. Scelte ideologiche riferite alla transizione green ci hanno portati a questo. Michelangelo Agrusti commenta il quadro di stagnazione dell'economia regionale disegnato dall'ultimo rapporto di Banca Italia, che vede in difficoltà in particolare l'industria. Inflessione in ogni comparto, tranne nel navalmeccanico e agroalimentare. La manifattura risente del calo dell'export, ma secondo il presidente di Confindustria Alto Adriatico, il Friuli Venezia Giulia ha molte frecce al suo arco per contrastare la tendenza. Adesso ci siamo. L'aumento delle ore di cassa integrazione si spalmano in modo uniforme sul nostro sistema industriale, più sulla metalmeccanica che sul comparto del mobile arredo, però noi abbiamo delle capacità di resistenza importanti. Innanzitutto il nostro tessuto industriale è fortemente differenziato, per cui è difficile immaginare che tutto entri contemporaneamente in crisi. Ovviamente non possiamo sottovalutare i numeri. Una crisi che affonda le radici anche nella fine degli incentivi statali nell'edilizia e che non va sottovalutata. Anche la fine dei super bonus, eccetera, ha generato a sua volta nel nostro paese una crisi di un comparto come quello dell'edilizia, che si porta appresso tutta una serie di filiere industriali, dal mobile arredo, agli elettrodomestici, eccetera. Quindi ecco, c'è una situazione complicata che va gestita e credo che anche tutto il sistema pubblico debba in qualche modo riservare una grande attenzione sull'andamento della congiuntura.